Allora, scusate, signori, sto chiamando Felice? Allora, scusate, sto chiamando l'appello. Gerotto Cristian è assente, Galipò Carmelo, Federica Lipuma Federica, Bontempo Angela, Merendino Finocchiello Elisa, Colombo Fabio, Bontempo Valentina, Amadore Emiliano, Liotta Teodolinda, assente, Buzzanca Maria Rosanna, presente, Fardella Massimiliano, presente, Reale Massimo, presente, Gazzia Sandro, assente, Scaffidi Felice, presente, Truglio Giuseppe, assente, Mangano Renato, assente. Allora, questa è io. Cominciamo col primo punto all'ordine del giorno, il riscontro degli estremi di urgenza. Se siete d'accordo andiamo direttamente al deliberato. Quindi questo è giusto, dottoressa? Allora, premesso che sulla proposta di deliberazione propone di deliberare di riconoscere i motivi dell'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale fissata per il giorno 17 novembre 2025 alle ore 19:30. Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi sotto elencati pareri tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del TUEL, approvato con decreto legislativo 267 del 2000, successive modificazioni. Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica è parere favorevole e quindi possiamo. E anche il parere di regolarità contabile no, è non dovuto in questo caso. Se non ci sono interventi possiamo votare questa proposta del riscontro dei motivi di urgenza. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Ok, unanimità, dottoressa. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Allora, visto l'articolo 37 del regolamento, propone di leggere ed approvare i verbali della seduta precedente relativi alle seguenti deliberazioni, dalla numero 49 alla numero 54 del 5 novembre 2025. Se voi siete d'accordo, io adotterei il sistema che normalmente adotta il Presidente. Se ci sono rilievi, magari me li proponete, altrimenti possiamo fare il voto congiunto di tutti i verbali. Ci sono osservazioni? Allora, come prima, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario stia seduto, chi si astiene lo dichiara. Dottoressa, unanimità. Sì. Ci sono. Poi mi ha detto che in alcune che non è prescritto ci sono comunque l'immediata esecutività. Mi ha detto no di queste, su quelli che abbiamo. Terzo punto all'ordine del giorno. Come? Vuole proporre il prelievo del punto dell'intestazione? No. Allora, questo lo leggo io. Sì. Allora, se siete d'accordo. No. Allora, vado direttamente alla proposta. Propone di approvare in via definitiva l'aggiornamento catastale dei soprassuoli percorsi da incendi nell'anno 2024, costituito dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale ex legge 21 novembre 2000 numero 353, relazione tecnica del 25 giugno 2025, avviso del 26 giugno 2025, relata di avvenuta pubblicazione del sopra citato avviso. Dare mandato al responsabile dell'area urbanistica di trasmettere la presente deliberazione ai seguenti destinatari: comando del Corpo Forestale presso assessore. Questi no? Va bene. Inoltre,
La presente dovrà essere trasmessa al comando di polizia municipale, al sindaco, al segretario generale e dall'ufficio certificati di destinazione urbanistica. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pubblicare la presente nell'albo pretorio online, nonché mediante pubblicazione per estratto, oltre che nell'apposita sezione di amministrazione trasparente dell'albo pretorio online ed avvisi del sito istituzionale dell'ente, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. I pareri per ciò che attiene la regolarità tecnica è non c'è scritto, però è favorevole vedendo il parere, e invece quello di regolarità contabile non è dovuta. Se non ci sono interventi. Sì, ci siamo riuniti stamattina alla presenza del consigliere Rosanna Buzzanca e Massimiliano Fardella. L'architetto Lo Cicero ci ha espresso che nel 2022-23 il piano è stato approvato dal commissario, quest'anno tocca al Consiglio Comunale, rimangono inalterate le cose degli anni passati e abbiamo approvato all'unanimità la proposta. Allora, se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è al contrario sia seduto, chi si astiene lo dichiara. C'è l'immediata esecutività, procediamo con la votazione, stessa modalità, stessa votazione, dottoressa, unanimità. La 59. No, la prossima. E io qua ho questa, che non è 59, questa è 51, questa è quella di Vincaro. Vedi che alimenta le contrade di Bagnoli, scaffa marcate. Ok? Allora, no, questo vuoi fare di prelevare quella? No. Questa qua la facciamo allora. Allora, passiamo alla proposta numero 51. Proposta di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio. Questa è la legge Antonella. Dottoressa Micale, se ci... Relativo, allora, ok, va bene. Sì. Ritenuto che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge richiamate al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio insorto per l'esecuzione dei lavori eseguiti in somma urgenza attivati sul territorio comunale che alimenta la contrada Bagnoli, Scafa, Marcauro. Conseguentemente occorre demandare ai componenti organi dell'ente ogni adempimento relativo al riconoscimento del presente debito, valutata la legittimità di rilevare tale debito quale debito fuori bilancio, poiché fattispecie rientrante nelle disposizioni di cui all'articolo 194. Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e valutato, il sindaco promuove di approvare le motivazioni infatti e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. Consigliere, il verbale della commissione. Allora si passa quindi alle ore 12.05 sono presenti il presidente Angela Bontempo e i consiglieri Massimo Reale e Massimiliano Fardella in sostituzione di Emiliano Amadore. Si passa al punto relativo alla proposta di consiglio numero 51 relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'intervento urgente alla condotta idrica comunale. Presente l'architetto Lo Cicero, il quale illustra la proposta. Il presidente, visto il parere favorevole espresso dai responsabili area e considerato il parere positivo del collegio dei revisori, mette a voti la proposta e i presenti all'unanimità esprimono parere favorevole. Se non ci sono anche il collegio dei revisori nel verbale 45 del 12/11/2015 esprime parere favorevole. Allora, verbale numero 45 del 12/11/2025. Alla luce di quanto descritto, l'organo di revisione evidenzia che la fattispecie sottoposta deve essere inquadrata quale debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del TUEL. Motivare le ragioni per cui tali debiti non sono stati proposti o riconosciuti nel passato e che la ritardata segnalazione e approvazione del debito, come più volte segnalato dalla Corte dei Conti,
costituisce irregolarità gestionale, debito sorto dal 2014 che si riconosce nel 2025. Il Collegio, premesso che l'ente è in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dal 22, non ancora esitato alla Corte dei Conti, esprime parere favorevole alla proposta in oggetto, prescrivendo di attivarsi al riconoscimento del debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E TUEL per evitare ulteriori danni patrimoniali, invitando l'ente ad adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento di eventuali responsabilità e attiva il diritto di rivalsa. Ok. Prego, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, avrei potuto, come già fatto più volte in passato, riprendere una per una le criticità, gli errori e le responsabilità che negli anni hanno generato questa situazione. Oggi però ho scelto deliberatamente di non farlo, non perché siano state dimenticate, ma perché non c'è più tempo per la polemica. Questo è il momento della responsabilità. Proprio domani il nostro comune sarà davanti alla Corte dei Conti per discutere il piano di equilibrio finanziario. È un passaggio decisivo, un giudizio che potrà determinare il futuro economico dell'ente e con esso il futuro dei servizi, delle infrastrutture, delle famiglie e delle imprese di Capodorlando. Ed è proprio in vista di questo appuntamento che da consigliere comunale e da cittadino sento il dovere di rivolgere un augurio sincero. Mi auguro, e lo dico con profonda partecipazione, che Capodorlando possa evitare il dissesto finanziario. Mi auguro che la nostra città possa trovare la forza, l'equilibrio e la capacità amministrativa necessari per rialzarsi, per correggere la rotta e per tornare finalmente ad occupare il posto che merita. Oggi non parlo soltanto da capogruppo della Lega Salvini Premier, ma da orlandino, che ha a cuore il destino della propria comunità. L'augurio che faccio al Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio è che questo passaggio alla Corte dei Conti possa segnare l'inizio di un nuovo cammino, più sobrio, più rigoroso, più rispettoso delle regole, ma soprattutto più orientato al bene della nostra città. Perché Capodorlando non merita un futuro di lacci finanziari e di conti da rincorrere, merita un futuro di sviluppo, di servizi efficienti, di opportunità e di orgoglio civico. E allora, nel momento in cui registriamo l'ennesimo debito fuori bilancio, preferisco guardare avanti e rivolgere un sincero in bocca al lupo non soltanto all'amministrazione, ma all'intera cittadinanza. Che Capodorlando possa evitare il dissesto, possa superare quella difficile fase e possa finalmente riprendere il cammino che la riporti dove deve essere, in alto tra le eccellenze del nostro territorio. Grazie. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario sia seduto, chi si astiene lo dichiara. Lo dichiari. Massimiliano? C'è anche l'immediata esecutività. Stessa votazione. Consigliere Galipò? Ritorno all'antico. Non era No? Il prossimo punto all'ordine del giorno. Che ce l'hai? 59. Proposta 59 del 24/10. No, lo stesso del gioco buono. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera E. Si propone che il Consiglio Comunale deliberi, per quanto è premesso esposto, di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera E nella misura di complessivi 21.766,33, di cui alle fatture emesse dagli avvocati che hanno rappresentato e difeso quest'ente e di cui agli allegati 1 e 6 per l'importo di 21.766,33 e trova copertura al codice 1213 PEG 136 di disporre l'invio della delibera di approvazione della presente proposta alla Procura regionale della Corte dei Conti. Il parere dei revisori Della Commissione, prego, consigliere Bontuno. sì.
Parere favorevole a questa proposta, all'unanimità dei presenti. Benissimo. Anche il parere dei revisori, Anche chiaramente. il parere del collegio è il numero 43 dell'11/11 è favorevole in merito alla proposta in oggetto. Bene, Il mio prego. discorso praticamente non l'ho voluto cambiare, per me è quello di prima uguale identico che vorrei allegare. Lo rileggo eventualmente per dare un seguito ai Ma ha lavori, letto, oppure alleghiamo il non vale la no. pena, quindi io lo allego perché non cambia nulla. Infatti. Bene, se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Per chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario resti seduto, chi si astiene lo dichiari. Unanimità, c'è l'immediata esecutività, stessa votazione. Bene, io consigliere Buzzanca, se prego. Vai Enzo. 4. Proposta 64, oggetto ratifica il bilancio 25-27 adottata in via d'urgenza dalla Giunta con atto 181 del 23/10/25. Propone di ratificare per motivazione di cui in premessa ai sensi dell'articolo 175,4 DL 267 la variazione al bilancio 2025-2027 adottata in gestione provvisoria in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con un atto 181 del 23 ottobre, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di dare atto che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio di previsione, di trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori per il dovuto parere e di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Allora, consigliere Bontempo, abbiamo... C'è ancora qualcuno? Sì, Presidente, tutti favorevoli all'unanimità i presenti. C'è il verbale del Collegio dei Revisori. Anche il collegio esprime parere favorevole sulla proposta di delibera numero 64 dell'11/11/2025. Ci sono anche interventi. Possiamo passare alla variazione. Vogliamo sapere di che cosa si tratta. Anche per capire. Sono 3 finanziamenti. Uno riguarda il torrente da Malvicino, praticamente, anzi è illuminazione artistica per il Castello Bastione. Un altro è una piattaforma digitale, quello è di 60.000, invece la piattaforma è di 18.000. E poi ci sono 2 interventi: collocazione massi in pietra nel torrente di Vina per 99.848 e poi il ripristino del collettone fognario e stazione di sollevamento per 100.000. Queste sono le variazioni. L'azione della zona sì, la parte frontale. Buonasera. Dov'è questa? Mi sentite? Sì, benvenuti ai consiglieri. Allora, possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario stia seduto, chi si astiene lo dichiari. Allora, consigliere Mangone e consigliere Liotta. 64. La variazione di bilancio.
Io non sento. La 64. Consigliere Riotta? Non ho sentito. La votazione, lei si astiene, è favorevole o contraria? Vorrei sentire come ha votato il consigliere Renato Mangano. Si è astenuto? Astensione anche per me. Va bene, grazie. Grazie. Su questa c'è anche l'immediata esecutività. Immagino stessa votazione. Il consigliere Liotta? Sì, stessa votazione, certo mi astengo. Consigliere Mangano, immagino stessa votazione. Ok. Allora, passiamo alla proposta numero 7, conferimento della cittadinanza onoraria alla signora Franca Viola. Ha ragione, 74. Allora. Sì. Allora, i sottoscritti Presidente del Consiglio Cristian Gerotto e i capigruppo Fardella Massimiliano, Mangano Renato, Felice Scaffidi e il consigliere indipendente Colombo Fabio, premesso che con nota numero del 21 ottobre 2025 il gruppo di Donne Mai Più Sole ha proposto al Comune di Capodorlando di conferire la cittadinanza onoraria alla signora Franca Viola in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 99 con la risoluzione 54-134, quale riconoscimento del suo straordinario coraggio civile e del suo contributo determinante all'affermazione dei diritti delle donne e dei principi universali di libertà, dignità e uguaglianza. Considerato che la signora Franca Viola rappresenta una figura simbolo nella storia civile e sociale italiana, con il suo straordinario atto di coraggio opponendosi al cosiddetto matrimonio riparatore, negli anni 60 la signora Viola ha affermato con forza il diritto delle donne alla libertà, alla dignità e all'autodeterminazione. Il suo gesto, divenuto esempio per intere generazioni, ha contribuito in maniera determinante al superamento di una cultura arcaica e discriminatoria e ha segnato una svolta fondamentale nella tutela dei diritti delle donne in Italia. Il suo comportamento ha assunto un valore universale, divenendo testimonianza di coraggio civile, di coerenza morale e di profondo rispetto per i principi di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. L'8 marzo 2014, su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, venne insignita del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la motivazione per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore, che il Comune di Capodorlando in data 11 marzo 2025 è stato dichiarato luogo libero da ogni discriminazione e violenza di genere. Ritenuto opportuno da parte del Comune di Capodorlando il riconoscimento alla signora Franca Viola per il suo esempio di civiltà, di forza morale, di impegno per la dignità della persona, che tale riconoscimento attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria costituisca testimonianza di stima, gratitudine e ammirazione da parte della comunità orlandina, visto lo statuto comunale, visto l'ordinamento amministrativo vigente in Sicilia, propongono di deliberare di conferire alla signora Franca Viola la cittadinanza onoraria del Comune di Capodorlando per il suo straordinario coraggio civile, per il contributo determinante all'affermazione dei diritti delle donne e dei principi universali di libertà, dignità e uguaglianza, di dare atto che la presente deliberazione assume valore simbolico e morale quale espressione della riconoscenza della comunità orlandina nei confronti della signora Franca Viola per l'esempio di forza, coerenza e civiltà che ha offerto alla società, di demandare al sindaco l'organizzazione di una cerimonia pubblica per la consegna della pergamena e delle insigne di cittadino onoraria da tenersi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quale momento di partecipazione e condivisione con la cittadinanza, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. Intanto do il benvenuto alle persone che si sono aggiunte a questo consiglio.
Prego, signor. Grazie Presidente, sono ben contento che durante l'udienza ci sia stata la possibilità anche per il gruppo di minoranza di essere presente, perché ritengo che queste azioni siano azioni che, così come tante volte il Comune di Capodorlando e questo Consiglio Comunale ha fatto, sono azioni che rivestono un'importanza per tutti noi e quindi abbiamo piacere che venga stipulata e stilata un atto deliberativo con la presenza possibilmente di tutti i consiglieri comunali. Fatta questa presenza, credo che ritornare sulla figura della signora Francaviola potrebbe non essere necessario, ma in realtà lo è nel contesto del territorio orlandino, nel senso che Capodorlando si è distinta anche negli anni passati per la sensibilità nei confronti delle donne, non solo per le associazioni che ci sono presenti, ma soprattutto per le collaborazioni che ci sono tra le associazioni e le amministrazioni comunali, qualunque amministrazione ci sia stata. Quindi questo fa sì che anche oggi ci ritroviamo qui tutti senza primogenitura alcuna per poter portare avanti quello che viene ritenuto non solo un atto dovuto, ma più che altro un atto sentito nei confronti di una figura che certamente ha rappresentato un punto importante per quanto riguarda soprattutto l'azione inerente, il riconoscimento di quello che è un'azione vile che non può essere considerata e soprattutto normata da una norma come avveniva fino al 1966, ma che bensì venga considerato reato pertanto è per quello che effettivamente è. Quindi ripeto, la storia la conosciamo tutti, sappiamo anche che da parte del nostro comune c'erano diverse considerazioni che erano state fatte sul riconoscimento, perché si voleva dare anche un vigore maggiore a quella che era l'intensità della presenza di questa figura. Verificate più possibilità, ci siamo resi conto che l'unica possibilità e l'unica via percorribile era quella che venne proposta da queste persone, da queste donne che sono meritevoli di apprezzamento, non peraltro perché portano avanti, e mi riferisco in questo caso alle nostre donne orlandine, non mi riferisco alla signora, ma portano avanti dei principi e li portano anche in maniera decisa e senza alcuna riflessione o ripensamento, diciamo meglio, più ripensamento che non riflessione. Quindi credo che sia un atto dovuto, un atto che è stato voluto da tutti, dall'amministrazione, dal Consiglio Comunale e soprattutto anche dai nostri cittadini. Capodorlando deve sempre emergere in così come è stato nella lotta anti-racket e così come lo è oggi. Quindi io mi permetto di ringraziare tutti perché so che l'esito di questo punto all'ordine del giorno sarà positivo e sarà ancora una volta una bandiera che il nostro comune può portare in alto nei confronti della sensibilità per quelle che sono le azioni importanti e necessarie per non solo il nostro territorio ma per tutta la comunità italiana. Io colgo l'occasione per ricordare che Capodorlando è anche un punto dove nasce un centro di violenza antidonne che proprio a fine scusate, antidonne no, direi di no, antiviolenza, che avrà il suo avvio proprio nel 2026, perché già siamo a completamento dell'opera. Certamente un'opera importante e fondamentale per un territorio dove le problematiche ci sono, anche se tante volte sembrerebbe viaggiano su percorsi nascosti. Quindi grazie nuovamente e spero che anche in futuro possano esserci ulteriori azioni di sensibilità nei confronti di queste grandi donne che la nostra Sicilia soprattutto ha portato avanti.
Prego. Consigliere Bontempo, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La prossima settimana, esattamente il 25 novembre, ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come abbiamo già detto. Purtroppo questa tematica continua ad affliggere la nostra società ormai quasi quotidianamente e noi non possiamo fare altro che interrogarci continuamente su cosa possiamo fare per sconfiggere questo fenomeno. Quest'anno ad offrirci un importante spunto di riflessione è proprio il gruppo di donne Mai più sole, che noi ringraziamo e lo fa attraverso questa proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Franca Viola, la prima donna in Italia che ha rifiutato il matrimonio riparatore, un gesto coraggioso che ha cambiato la nostra società e il nostro paese. Il suo atto di ribellione ha ispirato una generazione di donne a lottare per i propri diritti e a dire no sia alla violenza che alla discriminazione. La sua storia è un esempio di forza e di determinazione e di coraggio. Ci sono donne come Franca Viola che hanno lottato e che continuano a lottare per un mondo più equo e più giusto. La Commissione Pari Opportunità si fa da sempre promotrice di iniziative volte ad eliminare la disparità tra uomo e donna e riconosce il valore e il coraggio di Franca Viola, che ringraziamo per l'importante contributo che ha dato. Grazie. Bontempo. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Fedeschi. Signor Presidente, signor Sindaco, signor Assessori, colleghi consiglieri, gentili cittadini. Oggi siamo chiamati a discutere una proposta che va oltre la semplice formalità amministrativa. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Franca Viola, una donna che con il suo coraggio ha segnato una svolta storica per l'Italia e per i diritti delle donne. Franca Viola non è soltanto un nome nei libri di storia, è il simbolo vivente di una ribellione morale contro un sistema culturale che per secoli aveva relegato le donne alla sottomissione, al silenzio, alla colpa presunta. Nel 1966, opponendosi al matrimonio riparatore dopo un rapimento e una violenza brutale, Franca Viola disse al paese intero una frase che cambiò tutto: io non sono proprietà di nessuno. Purtroppo ricorda anche una frase più recente di Sara Campanella: mi amo troppo per stare con chiunque. Scusate. Una frase semplice ma che demolì un'impostazione giuridica e sociale arcaica, spalancando la strada all'abolizione definitiva di quell'istituto vergognoso. La sua scelta non fu soltanto un atto personale, fu un atto politico, sociale e morale. Fu il gesto di una giovane donna che, sfidando pregiudizi, minacce e isolamento, scosse un'intera cultura e rese possibile una trasformazione legislativa che oggi consideriamo scontata, ma che allora sembrava impossibile. Col suo no, forte e limpido, ha permesso a tutta l'Italia di compiere un salto di civiltà. Franca Viola non è un simbolo del passato, è un punto di riferimento per il presente. E noi oggi dobbiamo chiederci: quel coraggio lo stiamo difendendo oppure lo stiamo dando per scontato? Perché mentre qui riconosciamo un simbolo dell'emancipazione femminile italiana, fuori da quest'aula e purtroppo anche dentro le nostre città vediamo crescere comportamenti, mentalità, modelli culturali che nulla hanno a che fare con ciò che Franca Viola ha rappresentato. Noi non possiamo voltare lo sguardo dall'altra parte quando entrano nella nostra società visioni secondo cui la donna deve obbedire, coprirsi, non scegliere il proprio marito, non uscire senza permesso, non vivere liberamente. E allora conferire la cittadinanza onoraria a Franca Viola non è solo un atto celebrativo, è un atto di difesa. Difesa della nostra identità, della nostra cultura, dei diritti che le donne italiane hanno conquistato. La nostra accoglienza non può trasformarsi in un cedimento di valori, dei nostri valori. Scusate, grazie. Grazie Presidente. Il gruppo Cambiamo Capo interviene per dare sicuramente il suo contributo, ma per l'onestà intellettuale che ci contraddistingue non può dire pane pane, vino a vino, o riconosce a Cesare quello che ci Cesare e a Dio quello che ti Dio. Cosa voglio dire? Signor Sindaco,
A me fa piacere, infatti la ringrazio pubblicamente per le sue capacità diplomatiche, ma mi auguro che la votazione unanime di questa sera non era scontato fino a qualche settimana fa. Quindi i gruppi consigliari si sono confrontati e con la serietà che li contraddistingue, ognuno ha dato il suo contributo per giungere a questa conclusione, a questa determinazione. Però dicevo, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Capisco che per esigenze di tempo la proposta è scarna e quindi chiedo che la segretaria riporti integralmente quella che è la proposta che viene dal gruppo Donne Mai Più Sole, perché se non ci fosse stata questa articolata proposta non saremmo qua sicuramente a discutere con cognizione di causa. E mi impegno a fornirle il contenuto della proposta digitale in modo che lei nel verbale la possa riportare integralmente, perché noi oggi stiamo scrivendo un'altra pagina della storia di Capodanno, non soltanto come tributo a Francaviola, ma come si arriva a questa deliberazione, a questa concessione di cittadinanza onoraria, ma perché per una mia deformazione professionale potrebbe essere anche l'inizio di una nuova primavera, perché l'iniziativa di queste donne dimostra che c'è un risveglio forse nella nostra città di quella che è la società civile, che troppo spesso leggiamo, ascoltiamo, ma purtroppo io riscontro che da tantissimo tempo è scomparsa nella nostra città. Quindi la seduta di oggi va oltre quella che è l'attribuzione della cittadinanza onoraria, perché ci dà la possibilità di riflettere, di capire che ci sono delle intelligenze, delle sensibilità, delle potenzialità nella nostra comunità spesso sottaciute, e io ringrazio questi volenterosi, questi volontari, queste donne che con grande spirito di abnegazione non soltanto si sono intestate questa iniziativa, questa del conferimento, ma si sono distinte anche per una approfondita ricerca, per una capacità organizzativa e, perché no, mettere anche alla prova questo consiglio comunale, mettere alla prova anche la capacità di confrontarsi. Certo, dobbiamo essere oggi tutti orgogliosi se siamo giunti da posizioni diverse, sollecitate da questa proposta, che a seguito del confronto, ecco, non le prove muscolari, questa è un'altra dimostrazione che quando ci si confronta su argomenti seri, soprattutto con serenità e senza far valere la matematica, e ascoltando quello che dice la società civile, chi andrà a leggere, le future generazioni, ma anche con il digitale, anche gli altri comuni, che come facciamo un po' tutti, che ci informiamo quando dobbiamo individuare una proposta, può anche darsi che la proposta di oggi sia anche da format per altre iniziative di altre comunità. Per questo motivo chiedo che venga riportata integralmente, sia per la bontà, per la qualità della proposta, e sia per dare la possibilità alle nuove generazioni di capire nel dettaglio chi era Francaviola, che non è soltanto una battaglia contro il femminicidio, contro le violenze, ma a chi ha voglia di riflettere, di studiare, ci dà la possibilità anche di quella che era la cultura mafiosa, non solo la mafia, ma la cultura mafiosa. E quindi mi rubo qualche minuto, sempre avvalendomi
da questo splendido lavoro di questi componenti, di questo gruppo di donne mai sole. Mi riferisco a Rosetta Casella, a Cinzia Continibili, a Cinzia Cortolillo, a Giuseppa Cavola, a Linda Fregapane, a Donatella Ingrillì, Elvira Enricoli, Daniela Trifilò e Maria Mansueto, che non soltanto a noi, ma anche alle nuove generazioni, perché non vi nascondo che quando abbiamo pubblicato un comunicato stampa, più di un amico mi hanno detto: ma non pensare che tutti conoscono Franca Viola, soprattutto le nuove generazioni. E quindi vi rubo qualche minuto, anche per chi ci ascolta da casa, che Franca Viola, nata ad Alcamo il 9 gennaio del 47, figlia di coltivatori diretti, la ragazza più bella del paese, all'età di 15 anni, con il consenso dei genitori, si fidanzò con Filippo Melodia, nipote di un boss mafioso e membro di una famiglia benestante. Quando Melodia venne arrestato per furto, i genitori vollero rompere il fidanzamento. La qualcosa non piacque alla famiglia di Melodia, che per ritorsione fece bruciare i vigneti della famiglia, minacciando di morte Bernardo, padre di Franca. Seguirono minacce e numerosi atti intimidatori, fino a quando, il 26 dicembre 1965, Franca Viola venne rapita dall'ex fidanzato, segregata per 8 giorni in un casolare di campagna e violentata. Aveva 17 anni. Per Capodanno, la famiglia di Melodia contattò Bernardo Viola proponendo la cosiddetta paciata, il matrimonio riparatore, previsto in quegli anni dall'articolo 544 del Codice Penale. Si trattava di un contratto da sottoscrivere fra l'autore del reato e la persona offesa, con il quale il reato stesso veniva estinto. In questo caso il rapimento e lo stupro e l'onore salvaguardato. La famiglia Viola, invitata dai mafiosi nella loro casa, finse di accettare la proposta. Informò invece le forze dell'ordine, che arrestarono Filippo Melodia e liberarono Franca. Era il 2 gennaio 1966. L'orgoglio, il desiderio profondo di giustizia, la dignità e l'audacia di Franca Viola non le fecero abbassare la testa. Nonostante i suoi 18 anni, decise in assoluta autonomia e con il sostegno della sua famiglia di denunciare gli aggressori, ben consapevole del fatto che fossero i mafiosi del paese. Affrontò con coraggio e determinazione il giudizio severo della popolazione di Alcamo, le intimidazioni mafiose, il difficile ed ostile interrogatorio in tribunale. Una battaglia legale durissima, violenta, sostenuta presso il Tribunale di Trapani e durante la quale venne cinicamente infangata, trattata da svergognata, da imputata piuttosto che da vittima del reato, ma che grazie a un grande giudice, Giovanni Albeggiani, si concluse il 17 dicembre 1966 con la condanna del Melodia a 11 anni di reclusione. Nel 1969 la condanna trovò conferma in Cassazione, con una piccola riduzione di pena. Per la prima volta in Italia, in Sicilia, una donna, peraltro giovanissima, aveva deciso di dire no alla paciata e al matrimonio riparatore e aveva vinto. Memorabile la frase che Franca Viola pronunciò in tribunale: io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa e certe cose, ma non li subisce. Il suo gesto coraggioso ha evidentemente segnato una svolta culturale, morale e giuridica per il nostro Paese, aprendo la strada in un primo luogo all'abrogazione dell'articolo 544 del Codice Penale, con l'approvazione nel Parlamento italiano della legge 442 del 1981 e in seconda battuta, dopo un lunghissimo iter parlamentare, al riconoscimento con la legge numero 66 del 15 febbraio 1996 dello stupro e della violenza sessuale come reato contro la persona, cancellandone così
la vergognosa definizione contenuta nel codice Rocco di reato contro la morale pubblica e il buon costume. Di seguito soltanto alcuni dei riconoscimenti che le vennero tributati. Nel 1968 Francaviola fu ricevuta in udienza privata da Papa Paolo VI. L'8 marzo del 2014, su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, venne insignita del titolo di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la motivazione per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore. La sua storia ispirò nel 1970 il film La moglie più bella di Damiano Damiani, in cui la sua figura è rappresentata dal personaggio di Francesca Cimarosa. Il cantautore Otello Profazio le dedicò la canzone La regina senza re. La scrittrice Viola Ardone, nel romanzo Oliva Denaro, si è ispirata liberamente a Francaviola. Nel 2022 la sua vicenda è stata raccontata nel film Prima donna. Ho ritenuto opportuno leggere quella che è la storia di Francaviola per farci proprio riflettere sui vari aspetti e soprattutto sull'unicum di quello che stiamo facendo. Cioè ci stiamo noi interfacciando, noi ci stiamo assumendo anche la responsabilità di esaminare una proposta di cittadinanza con la serenità della qualità della proposta e di quello che rappresenta per la nostra comunità. Cioè, siamo noi di essere onorati di avere nella nostra comunità una cittadina come Francaviola. Grazie. Grazie Presidente, signori consiglieri, assessori, ospiti, tutti presenti. Io avrei voluto parlare anch'io, aggiungere qualcosa, ma credo non ci sia tanto da aggiungere sulla cara Francaviola, una persona sicuramente da onorare. Però da capogruppo devo purtroppo deviare un po' il mio argomento e tutelare quella che è anche l'immagine di una maggioranza che ha lavorato tanto su questo punto, che è sempre stata sensibile nei temi delicati come i diritti delle donne e sensibilità sulla violenza contro le donne. Il documento, come il Presidente ha letto all'inizio della seduta, è firmato da tutti i capigruppo e mai questo Consiglio ha messo in dubbio di onorare l'amica Francaviola. Mi permetto di chiamarla amica perché tutti col cuore ci sentiamo vicino a una donna che ha stravolto la legislazione italiana, perché è una donna che col suo coraggio, ripeto, ha lottato contro la mafia, contro la società, ma soprattutto contro la legislazione italiana, al fine dell'abolizione di quell'articolo che tanti e tutti abbiamo ripetuto. Pertanto, onde evitare che su questo argomento così importante, così delicato, nella quale siamo tutti sensibili, mi dispiacerebbe che alla fine passasse un messaggio politico di diciamo, titolarità. Qui abbiamo un gruppo di donne altrettanto coraggiose che fanno una proposta. Questo Consiglio non ha mai messo in dubbio la validità, il coraggio, l'onore di una donna che ha lottato e che ci ha aiutato a tutti a stare meglio. Questo Consiglio voleva riconoscere un ruolo da parte nostra più attivo, più diretto, più coinvolgente, quale quello dell'ambasciatrice. Ma è ovvio che nell'approfondire l'argomento scattano tante altre situazioni dovuti al ruolo d'ambasciatore, per esempio, che era quello che a noi premeva più di tutto perché volevamo un ruolo diretto, continuo, riconoscere un qualcosa e non un riconoscimento istituzionale come vuole essere la cittadinanza onoraria, che domani si limita a un riconoscimento e finisce là. Noi pensavamo a un qualcosa di più, però ci siamo resi conto, dialogando, ascoltando tutti, rispettando l'idea di tutti, che forse aveva già fatto tanti sforzi questa donna e che forse non si poteva chiedere tanto. La nostra non era una titubanza sul riconoscimento morale e istituzionale della donna, era una titubanza su quale ruolo potesse gratificare e su quale ruolo potesse dare un messaggio più forte alla nostra comunità, all'interno della nostra comunità.
abbiamo capito che l'ambasciatrice, come ho detto, non si potevano chiedere ulteriori sforzi. A noi non ci ha convinto nessuno, non ci ha messo nessuno con le spalle al muro. Che sia chiaro. Diversamente non abbiamo la paura, dopo tanti atti, sapete, avremmo trovato la giustificazione politica per farla in maniera diversa. Come ripeto, abbiamo solo valutato bene il massimo riconoscimento. Per noi era un tipo, per qualcun altro poteva essere un altro, ma alla fine siamo andati sulla stessa convergenza, sul riconoscimento, proprio perché onorati anche noi, perché le considerazioni che sono state fatte, una donna siciliana per giunta, una donna che, come ho detto, ha lottato non solo contro la mafia da sola, contro la società, ha lottato anche contro chi non voleva riconoscere quel reato di violenza carnale come un reato nei confronti della persona, ma si limitava solo a un danno morale. Pertanto, precisato che siamo tutti favorevoli al riconoscimento oggi di questa cittadinanza onoraria, quello che mi preme di più, non essendo riusciti noi come Consiglio a dire un ruolo più coinvolgente, più diretto, chiedo che oltre a noi, anche voi, nel vostro ruolo di attivismo, possiamo rivolgerci alle istituzioni scolastiche affinché non vediamo più quello che abbiamo visto pochi mesi fa a Messina. Una donna dice no, un ragazzo / uomo non accetto no. E qui ci rifacciamo alla frase che abbiamo detto: io non sono proprietà di nessuno. Purtroppo vedo che oggi nella nostra società il problema è ordinario, ce l'abbiamo concretamente sotto le mani. Abbiamo ragazzi che dai 12 anni ai 20 non accettano un no, colpa nostra, dei genitori, colpa di tutti. Dove non arrivano i genitori, io dico devono arrivare le istituzioni. Per cui vi invito e invito noi stessi a non fermarci a questo ruolo istituzionale che abbiamo dato. Chiediamo a persone un'ora a settimana, un'ora al mese, di dedicare insomma l'arco del scolastico a questi ragazzi iniziamo da quando sono giovani a capire che no, devono accettare che la donna non è, che il no con un'altra occasione, in maniera tale che questa violenza e questa rabbia continuiamo ad assistere senza nervi di violenza. Grazie Presidente, grazie colleghi, grazie. Voi. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie. Sarò brevissimo. Complimenti fatti alle donne che stiamo parlando. La certezza possa sempre trovare energia. E per questo dico ai colleghi consiglieri dell'amministrazione comunale, ma anche di voi, e per quanto riguarda il mio impegno morale, anche fisico, visto la lavorazione ci sarà sempre l'emancipazione, legalità, libertà, sempre visto dalla parte di queste cose. Sappiate bene, non voglio parlare della signora che direi di essere retorico, di ripetermi. Per lei parla la storia e anche attraverso questo fatto che stasera delibereremo in Consiglio Comunale, sicuramente faremo storia anche noi. Ci vogliamo accodare a comuni che hanno già fatto questo passaggio, ma in realtà ci vogliamo identificare perché vogliamo dare un ancora più forte, dando alla signora la cittadinanza di Orlando, ma dando a ognuno di chi poi vedrà questa notizia che Orlando è un paese dove la legalità e la libertà hanno sempre avuto un ruolo particolare.
Vedete, quando pensavo sempre quello della speranza. La speranza che attraverso la mia azione, attraverso il mio fare, si possa costruire una società migliore. E stasera sono certo, sapendo che attraverso questa votazione, questo mio piccolo contributo, mi sentirò una persona migliore. Sarò sempre dalla vostra parte, con l'onestà intellettuale che mi ha sempre contraddistinto. Quindi nell'anticipare chiaramente il voto favorevole al punto all'ordine del giorno, mi complimento ancora una volta con ognuno di voi. Grazie. Vorrei intervenire anche io. Chiaro anche le modalità come ci sono gli interventi che veramente che ci ha coinvolto al di là delle corde, al di là delle regole. Io credo che oggi non sia arrivato nessun dubbio quanto questo tema è importante per ciascuno dei consiglieri presenti e anche assenti. Quindi io a questo punto propongo di passare alla votazione. Scusate. Sì. Non so se mi sentite, poi anch'io desidero intervenire. Mi sentite? No. Non riesco a sapere. Sì, sentiamo. Ah, ok, dico poi vorrei intervenire anche io quando arriva il mio turno. Riesco a sentire. Prego, consigliere. Scusatemi, non vi sentivo a tratti. Ovviamente l'argomento che stiamo trattando è purtroppo di una grandissima attualità. Ci sentiamo tutti coinvolti in questa onda di violenza contro le donne che sembra non volersi fermare. Io ho preparato un breve intervento che vale anche come dichiarazione di voto del gruppo Cambiamo Capo, quindi se mi sentite lo potrei leggere. Posso? Vai. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri, assessori, dirigenti e segretaria comunale, ringraziamo sentitamente il gruppo di donne Mai Più Sole, composto da Rosetta Casella, Cinzia Continibali, Cinzia Cortolillo, Giuseppa Cavolo, Linda Fragapane, Donatella Ingrellì, Elvira Rigoli, Daniela Trifilò e Maria Mansueto, per aver portato all'attenzione di quest'Aula una proposta di così alto valore civico e morale, il conferimento della cittadinanza onoraria alla signora Franca Viola. Il gruppo consigliere Cambiamo Capo ha aderito subito con convinzione a questa iniziativa. Ci tengo a precisare che abbiamo collaborato fattivamente con le proponenti e le altre forze consigliari per assicurare che questa proposta giungesse in Consiglio Comunale con la condivisione più ampia e unitaria possibile, riconoscendone l'importanza che trascende ogni divisione politica. Abbiamo discusso questa sera la richiamata proposta con l'obiettivo di deliberare in tempo per onorare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre. In un momento storico in cui i dati su femminicidio e violenza di genere in Italia restano tragicamente alti, non c'è figura più simbolica di Franca Viola per ribadire il nostro impegno. Nel 1965, a soli 17 anni, Franca Viola ha pronunziato un no che ha cambiato la storia d'Italia, rifiutando il matrimonio riparatore e sfidando la cultura patriarcale, un codice penale iniquo e la violenza mafiosa. Il suo gesto è la dimostrazione più alta della difesa della dignità di ogni donna e del principio fondamentale che non è proprietà di nessuno, ma un individuo libero. Franca Viola è un simbolo su cui si può essere neutrali perché il suo coraggio e il suo contributo all'affermazione dei diritti sono stati riconosciuti ai massimi livelli istituzionali, ricordando che l'8 marzo del 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'ha insignita del titolo di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la motivazione per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore. Un onore che certifica il valore nazionale e universale della sua battaglia.
Conferire la cittadinanza onoraria a Franca Viola non è una mera formalità, ma è un atto politico e di valore importante per la nostra comunità. La città di Capodorlando ha dichiarato l'11 novembre scorso di essere un luogo libero da ogni discriminazione e violenza di genere. Significa che Capodorlando non solo commemora, ma prende posizione, affermando la nostra volontà di costruire un'identità civica basata sul coraggio, sulla dignità e sulla legalità. Questo gesto ci posiziona come una comunità all'avanguardia nella lotta culturale e onora la nostra città a livello nazionale. È un potente messaggio di sostegno verso tutte le vittime, affermando che il Comune sta dalla loro parte. L'onorificenza Franca Viola è la firma morale e la più alta espressione della nostra dichiarazione di essere un luogo libero. Riconoscere Franca Viola significa rinnovare solennemente il nostro impegno a contrastare ogni forma di violenza e a onorare il suo esempio in ogni nostra azione amministrativa e sociale. Per questo, signor Presidente, il gruppo Cambiamo Capo auspica con fiducia che questa proposta sia approvata all'unanimità e che la cittadinanza onoraria alla signora Franca Viola, deliberata questa sera, consenta lo svolgimento della cerimonia entro la data simbolica del 25 novembre 2025. Il suo no è la nostra forza, onoriamo il suo coraggio. Per quanto rappresentato, il gruppo consigliare Cambiamo Capo esprime un convinto voto favorevole alla presente proposta. Grazie. Prego. Ci sono altri? Sì. Signor Presidente, signor Sindaco, signor Assessori, colleghi consiglieri, nel ringraziare il gruppo di donne Mai Più Sole presenti e assenti, il mio voto sarà convintamente favorevole. E come capogruppo della Lega Salvini Premier sottolineo che questa scelta è perfettamente coerente con la nostra linea: difesa dei diritti, difesa della donna, difesa della nostra identità culturale contro ogni forma di violenza e contro qualunque modello che mette in discussione la parità e la libertà che la nostra società ha conquistato con fatica. Onorare Franca Viola significa onorare il coraggio, la libertà e la civiltà. E significa ricordare a tutti, italiani e non, che qui nella nostra comunità la donna non è e non sarà mai una cittadina di serie B. Grazie. Allora, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla proposta alzi la mano, chi è contrario sia seduto e chi si astiene lo dichiari. Ancora unanimità. Anche su questa abbiamo la immediata esecutività. Non è mozione, è proposta. Proposta. Guarda, tieni ragione, però io l'ho letto qua, capito? Dico io perché l'ho letto qua. La seduta è tolta. Sì. No, dobbiamo... Sì. No. Presidente, mi scusi, io ritengo che in un clima così festoso non valga la pena continuare, rinviamo il punto al prossimo consiglio. Quindi propongo di rinviare. Presidente, sì. Siccome il punto è un'interrogazione presentata in data 13/10 su un argomento importante, con un sollecito inviato in data 6 novembre di risposta che ancora oggi non è stata data, se il sindaco pensa di poterla dare in aula, Consigliere, io ho una proposta, devo metterla ai voti, mi dispiace. Quindi io vorrei chiarire che la proposta fatta da un consigliere non fa altro che dare significato al ruolo, quindi screditare il ruolo del consigliere, che è uno dei... Va bene, dai, se la motivazione è questa, consigliere, l'accetto. Sì, però, sindaco, per favore. Il sindaco vuole intervenire un attimo. Allora, io vorrei dire
come mia consuetudine dello stato delle cose. Io non l'ho preparata la interrogazione, ma non per superficialità, perché voi sapete che domani mattina si decidono le sorti del nostro comune e in questi giorni mi sono dedicato interamente a questo incontro di domani, per cui soltanto per questo ho chiesto al consigliere Calipò il rinvio e non per altre motivazioni. Voi sapete che io sono sempre stato pronto e disponibile, però credo che domani sia la conclusione soprattutto di un percorso che dura da 8 anni e a cui tutti teniamo di fare non solo risultato ma anche una bella figura nei confronti della Corte dei Conti, e io ci tengo non tanto per me ma ci tengo per il nostro Paese. Allora metterei d'accordo, e quindi mettiamo ai voti la proposta del consigliere. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario sia seduto, chi si astiene lo dichiari. Consigliere Colombo? E il consigliere Liotta è favorevole al rinvio? Sì. Quindi 4 astenuti e... No, la consigliera ha alzato la mano. Ha alzato la mano. Sì. Scusami, Carmelo. Aspetta. Sì, allora, a questo punto... Ma se levate l'audio, se avete tolto l'audio alla consigliera Liotta, non ha potuto esprimere il suo voto, perché le avete tolto l'audio. L'avete zittita. Quindi cortesemente fatela esprimere, perché è un voto democratico, anche l'astensione. Ma lei aveva alzato la mano, era chiarissimo. Era chiarissimo. Scusate, Chiede la parola. Linda, tu ci senti? Visto che l'avete silenziata. Scusate tutti, un attimino. Consigliere Liotta, lei ci sente? No, a quanto pare no, perché... aspetta, a quanto pare no, perché non risponde. No, risponde ma non si sente lei. Aspetti un attimo. Sì, ma quella perché si sente... sì. Adesso mi sentite? Sì, ok. Io avevo votato favorevolmente, non mi ero astenuta. Ok, d'accordo. È la verità, quindi non... Allora, dichiaro chiusa la seduta. Io mi ero...